Chiesa di Dio, popolo in festa, canta, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, Signore con te. Dio t'ha scelto, Dio ti chiama nel suo amore. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace, di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Come in ogni Santa Messa, mettiamoci davanti al Signore con tanta sincerità e umiltà, chiedendo perdono a Dio dei nostri peccati. E io prendo l'occasione, per mettere davanti al Signore in questi 60 anni di vita di prete tutti gli sbagli, i peccati che ho commesso. Ecco che Lui già mi ha perdonato, certo, ma che sento in questo momento appunto di rimettere di nuovo a infinita misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e sorella che ho molto peccato per il mio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Vangelo dopo, faccio riferimento alla Madonna della Salute. E allora ho pensato di vivere la liturgia in suo onore, proprio per chiedere a noi tutti e al mondo intero la salute fisica, perché è importante per poter fare, operare, e poi soprattutto quella morale, spirituale. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, concedi agli malati, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci un giorno alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto degli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percorso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo túmulo, sebbene non avesse commesso violenza e non vi fosse inganno nella sua bocca. Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Parola di Dio. Grazie. Benedici il Signore, anima mia, egli mi guarisce e mi salva. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia, egli mi guarisce e mi salva. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Buono e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Alleluia, alleluia. Beata sei tu, o Vergine Maria, perché hai creduto. Si è adempiuta in te la parola del Signore. Alleluia, alleluia.
sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. 60 anni di sacerdozio da quel sabato 28 giugno 1964 nel Duomo di San Giorgio di Novaro, con l'imposizione delle mani dell'arcivescovo Monsignor Giuseppe Zaffonato e insieme ad altri 2 novelli sacerdoti, Don Beliato Alessandro di Carlino e di Don Igino Schif, l'attuale parroco di San Giorgio di Novaro. 60 anni. 60 anni innanzitutto di vita fisica, come tutti, superando alcuni momenti, episodi che potevano determinare conseguenze di dolore, di grande sofferenza. Pensiamo al coronavirus. Soprattutto 60 anni da sacerdote, vissuti in diverse parrocchie, come cappellano e poi come parroco, con tanta svariata gente, con esperienze molteplici, spesso imprevedibili e alle volte anche imbarazzanti, pericolose. E sono qui a confessarlo, volendo però esprimere il mio grazie al Signore e alla Madonna della Salute per avermi condotto fino qua. Mi viene spontaneo vedere, spiritualmente parlando, come un filo d'oro che ha legato la mia vita di prete dalla mia seconda Santa Messa, celebrata nel santuario della Madonna della Salute, che è a Marano, mio paese nativo, fino a questo bel quadro della Madonna della Salute che si trova qui, nel coro di questa chiesa di Porgiusa. Un filo d'oro che ha significato
una protezione sia nella vita fisica, che ha raggiunto ben 85 anni, e soprattutto nella vita di sacerdote, in diverse situazioni di incertezza e perplessità, e chiedendo sinceramente perdono al Signore per tutti i miei sbagli e peccati. Ed ora un grande grazie anche a papà e mamma, ai miei fratelli e sorelle, vivi e defunti, a tutti i miei parenti, amici, benefattori, tra i quali le signore defunte Lia ed Emilia Cortiula. Un grazie sincero ai parrocchiani di tutte le parrocchie dove ho vissuto, e oggi inizio qui col dire il grazie a voi amici, della comunità parrocchiale di Porciusso, e anche voi qui presenti, insomma, venuti da altre parti. Ed inoltre un grazie fraterno a quei sacerdoti, ora defunti, che ho sentito come angeli custodi in questi 60 anni di sacerdote. Don Pietro Cortiula di Ovaro, quel sacerdote che è stato ucciso dai cosacchi quando si ritiravano dalla parrocchia di Ovaro. Un grazie sincero a Don Vito Ferini, che abbiamo e avete anche voi conosciuto. Un grazie a Don Mario Totis, piccolo ma grande sacerdote anche lui a Taipana. E un grazie anche a Monsignor Albino Galletti, che era il parroco di Marano Lagunare al tempo della mia ordinazione. Ed infine invoco su tutti noi la benedizione del Signore e della sua nostra Madre Maria, Madonna della Salute. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero. Di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza. Dallo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine e si è fatto uomo. Fu pure crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, ha parlato per mezzo di profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita. Alla pagina 57 guarda questa offerta. Benedetto sei tu della terra, questo pane, frutto della terra e della terra. Lo presentiamo perché diventi beneficio di
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, Signore, le offerte che ti presentiamo nei ricordo di Maria Vergine Madre ed in segno di paterno gradimento donaci l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie sempre, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi, in questa memoria della Beata Vergine Maria, salute degli ammalati, partecipe in modo singolare del mistero del dolore, risplende come segno di salvezza e di speranza a quanti nelle infermità invocano il tuo patrocinio. A tutti i sofferenti che guardano a te offre il modello di perfetta adesione al tuo volere e di piena conformità al Cristo che nel suo immenso amore per noi ha portato le nostre debolezze e si è caricato dei nostri dolori. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, con Santa Lucia, San Giovanni Battista, Santa Agnese e Sant'Antonio, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatto come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti, e non alla peccato. Ecco, vorrei invitare il signor Ezio, direttore del Dom, di dire il Padre nostro in sloveno. Questione vesti, vedi tanto voi traviesti, e se noi a voi scacco come vesti, stagione sempre, dai nandanes naso cani cruz, in opposti nan nasce druve, a corpo di mio pussimo soi nusni, in mio peri naso scusmiavo, per le rese in ascudetta. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, vedete i tuoi apostoli, vi lascio la pace. Vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede e la tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Cambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio che toglie i peccati. Abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dopo. Beati noi che siamo invitati alla mensa del Signore con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno.
alla pagina 181, ti ringrazio, o mio Signore. Luciano, se vuoi dire due parole, Presidente della Proloco. È andato fuori? Non c'è, vabbè. Allora, al termine della Santa Messa, ecco, siete invitati tutti, ecco, lì alla casa accoglienza per un brindisi, e poi chi può fermarsi volentieri, fermatevi a pranzo. È preparato per tutti, con l'aiuto anche della Proloco, che ringrazio di tutto cuore, ecco perché volevo anche... Mi sembrava di vedere che Luciano laggiù in fondo invece... vabbè. E io voglio anche così, sapete che sono le volte corro anche troppo davanti, la tentazione di mettere il carro davanti ai buoi, succede, ma ad ogni modo io sento di esprimere un mio sentimento in questo momento di gratitudine, come abbiamo cantato pagina, il canto di ringrazio. Ecco, come un dono, è una speranza che considero come un dono giusto per questa giornata. Ecco, scusa Don Carlo, è Monsignore, è canonico del capitolo di Trieste, Don Carlo. Non è mai stato ancora con il ciuffetto rosso, ma prima o dopo, anche perché mi ha dato una notizia. Allora, le regole nella diocesi di Trieste, ecco, indicano che un sacerdote che ha raggiunto i suoi 76 anni
deve, come i vescovi, dare le sue dimissioni. Ecco. E allora dopo diventerà servizio, diceva, di qualche parroco di Trieste, no? Però gli ho chiesto, ma non potresti venire qua? Ah, ecco, vi do una seconda notizia per le suore. Col primo mercoledì di luglio lui viene nel pomeriggio per 2 mesi, giugno, luglio e agosto, nel pomeriggio e fa ora di adorazione. Voi siete qua e allora benissimo. Questa è in aggiunta, ma il fatto come speranza, ecco perché lo mettiamo nelle mani del Signore, anche perché io in questi anni ho cercato tutte le occasioni per pensare chi potrà seguire il tutto dopo di me. Ecco. E allora il fatto che Don Carlo resterà a Trieste, certo, adesso vero, a servizio, ma non direttamente con l'incarico di parroco di Servola, niente vieta, parlando con i vescovi di Udine e di Trieste, di trovare una strada perché Don Carlo, non dico tutti i giorni, ma il sabato e la domenica venisse qua. Sarebbe un atto di speranza veramente. Ecco, lo affidiamo a Padre Luigi e alla Madonna. Ecco, può darsi, questo è un bel, per me oggi, è un bel dono. Ecco, un primo grande dono che mi dà speranza. Ecco, grazie. Dopo mettiamo tutto le mani del Signore e della Madonna. Preghiamo. O Dio, il sacramento del corpo e del sangue del tuo unico Figlio, che abbiamo ricevuto con gioia nel devoto ricordo della Beata Vergine della Salute, ci sostenga nel cammino della vita presente e ci guidi un giorno alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Come facciamo quasi in tutte le sante messe, allora, la benedizione, ma preceduta dalla preghiera alla Madonna della Salute. O Vergine Santa, tu apparisti alla piccola Teresa d'Us in un anno che ha conosciuto un terribile morbo al colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Purcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata, Madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie, ci hanno lasciato la tua dolce immagine, chiamandoti Salus Infirmorum. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza, volere del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. Così sia. E per i meriti, allora, ecco, della Madonna della Salute, di San Giuseppe, suo sposo, dei nostri santi patroni, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, diamo pace. Alla pagina 100, il canto alla Madonna. Una croce tu ponesti sulla mano d'una bimba che portava.
Eccoci, grazie di essere stati. Ecco che qui, dopo siete invitati tutti. Sono dovuto andare a accendere il gas, perché se no non si stia andando. Cosa devo dire? Tanti auguri al Don, che si mantenga sempre in forma con me, anche se qualche attacco c'è, no? Non mi comunque bisogna tenerlo duro, e che venga ogni domenica qui. Ne perdoniamo quelle invernali che non vive, ma cerchi di essere presente con noi sempre, che la presenza di un parroco fa sempre bene. Fa sempre bene. Ringrazio per questi 70 anni Grazie. E io ringrazio Luciano sia per l'incontro e perché ha preparato, non so se un buon capriolo o un buon... per pranzare tutti quanti quelli che siamo qua, c'è abbastanza. Quindi la sentiamo che da già la via che si stanno preparando, quindi se ci trasferiamo di là, intanto magari vediamo un aperitivo e dopo... E poi il resto.